La questione pedemontana infiamma il clima politico veneto ed allontana sempre più Lega e Movimento 5 Stelle, alleati a Roma ma su posizioni sempre più distanti in Veneto, e la bocciatura del ministro pentastellato Toninelli dell'operazione sostenuta dalla Regione rischia di creare una frattura sempre più difficile da sanare. Dopo l'incontro a Roma con i vertici regionali del Movimento 5 Stelle e la rivolta della base grillina sul territorio, il ministro alle infrastrutture ha precisato di non avere non solo mai dato alcun avvallo alla pedemontana, ma di nutrire forti preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria dell'opera. Il tutto era nato dall'esclusione nel DEF della pedemontana dalla lista delle opere delle quali si chiedeva la verifica costi-benefici. Secca la replica del governatore Zaia. Sulla pedemontana, guardate, noi abbiamo salvato un'opera che è la più grande opera oggi in cantiere in Italia. Sono 2 miliardi 258 milioni di opere e 94 km e mezzo, 36 comuni e 14 caselli. Questa è un'opera strategica, l'abbiamo salvata coinvolgendo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato, al punto tale che il commissario dal 1 gennaio 2017 della Pedemontana Veneta non è il mio vicino di casa o qualche mio amico, ma è il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini, che vive a Roma. Detto questo, se qualcuno vuole controllare, se il ministro ci ripensa, io l'ho sempre detto, porte aperte, noi non abbiamo segreti, l'importante è non diventi un'agonia.